Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su WWE 2K14. Allora ragazzi, prima di andare su Dailymotion voglio provare e registrare ancora sul mio canale senza però le entrate, senza le musiche, per capire se mi può dare problemi, perché al massimo se così può andare ci evitiamo la rottura di coglioni dell'altro canale. Ok raga? Ragazzi, incredibile, Vince McMahon ha deciso che il prossimo sfidante del titolo degli Stati Uniti è il Kumenda veneziano. Pazzesco, una cosa a mio parere incredibile. Quindi subito il Kumenda ha una chance, rivalità con Ambrose. Il Kumendone deve vincere questa rivalità. Vai Kumendone, portaci a casa la cintura degli Stati Uniti. È chiaro che sarà difficile, perché comunque è ancora un po' inesperto il Kumendone. Aia. Attenzione Ambrose. E contromossa kumendiana su Ambrose. Lo possiamo battere Ambrose. Vai Kume. Scatena la tua forza Kume. Dopo aver vinto la rivalità con Jericho. Grandissimo Kume. Ancora contromossa kumendiana. Il Kume gasato. Dropkick veneziano. E ancora il Kume vuole spaccare la testa del povero Ambrose. Attenzione contromossa. No. Scorrettissimo qua Ambrose. Vaffanculo, aia. Contromossa ancora. This is Kumendone. Mamma mia che Kume. Eccola là però Ambrose. Contromossa ambrosiana. Merda. Ricordiamo che è un Extreme Rules, quindi regole estreme in questo match. Puff. Vai. Pam! Bye Ambrose. Vai Kume. Puff. Bye Ambrose. Puff. The best Kume in the world. Primo match con Ambrose, incredibile questa rivalità. Non si aspettava neanche il Kume fosse un'occasione così presto. Contromossa ancora ragazzi, Ambrose non c'è più. E ancora contromossa kumendiana. Attenzione! Crossface! Non molla! Ambrose non molla! Il Kume non ce la fa! Ambrose c'è! Ambrogino c'è! Porca puttana! What diabolical things are going through that mind right now? When you get in control like this, you want to throw everything at your opponent. Ah, qua erroraccio kumendiano per caricarsi, ha fatto la cagata. Dai che Ambrose non c'è. Bravissimo Kume. È the best Kume in the world. Attenzione, parata, incredibile come l'ha parata. E adesso anche Ambrose ha la mossa finale. Questo è un errore che può costare tutto, No, che cagata. Erroraccio storico. Porca puttana. Troppo tardi. Aia. Ok, perfetto. No, la parata. Merda. Riprendila Kume. Portala su, bravissimo. Dai Kume. Dai stronzo. E la prende ancora Ambrose, maledetto, che match. Vai. Bye.
vai, vai, eccola qua, F5, F5, F5! Bye bye Ambrose, Solidaro Ambrose, 2, 3, il cume c'è! Ragazzi, McMahon ha messo il cumendone in un match contro Mick Foley, così per testarlo prima del pay-per-view di SummerSlam. Mick Foley è un avversario difficile. Attenzione, Ambrose, subito l'entrata di Ambrose. L'entrata di Ambrose, maledetto Ambrose, attenzione. Ai ai ai, qua rischia subito il cumendone, qua il cumendone rischia. Ai ai ai, eccola qua. Eccola qua, può essere un match velocissimo questo, è incredibile, incredibile Ambrose, ci ha messo lo zampino. Bravo Kume. Ma adesso è veramente dura. Contromossa comendiana, contromossa comendiana. Contromossa comendone ci prova lo stesso, il comendone vuole fare l'impresa disperata, vuole comunque vincere, che se Ambrose l'ha aggredito in maniera beffarda, pesante, incredibile. Ormai il Kuma è entrato nel verito spirito WWE dopo la rivalità con Jericho vinta. Adesso vuole vincere la cintura, ragazzi, di campione degli Stati Uniti. Attenzione però qua. Questa è brutta, questa è brutta. Ai ai ai, ai ai ai. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Ma il cumendone si salva, il cume si salva. Però è distrutto, cazzo. Vai cumendone, vai. Vai cumendone, spacca i maroni al buon Mick Foley. Ok, mossa speciale anche cumendiana, incredibile, incredibile. Ah, qua però fa un brutto errore il venezianone. Brutto errore venezianone. Brutto errore venezianone. Vai come il cumendone striscia, ragazzi, il cumendone è troppo forte. Bravo cumendone. Tensione cumendiana. Attenzione, F5, F5, F5. Incredibile, sta ribaltando tutto. Il cumendone ribalta. 2 e 3, il cume la ribalta. Il cume la ribalta. Il cume la ribalta. Incredibile, il cumendone in un momento di forma stratosferico. L'uomo invincibile. Ecco Ambrose, ragazzi, ecco Ambrose. Ecco Dean Ambrose. E questa, ragazzi, è sfida vera per il titolo degli Stati Uniti. Ma solo su ragazzi, match tra Dean Ambrose e Mick Foley. McMahon è stato corretto e vuole dare anche ad Ambrose la possibilità di affrontare Mick Foley. E che Mick Foley, ragazzi, lo sapete, è un insomma, è bello cattivo. Però tutti e due contro Foley. Attenzione, Foley fa la cagata. Cagata foleyana. Cagata foleyana. Eccolo qua, arriva Veneziano, vuole riscattarsi e vendicarsi dopo quello che ha fatto settimana scorsa Ambrose. No, no, fuori dei coglioni. Attenzione! Archeo! Archeo! Archeo cubendiana! Attenzione, l'arbitro si sveglia! Grande Cube! E anche Ambrose! 1, 2, 3! Bye bye Ambrose! Vendetta mondiale! Ragazzi, McMahon ha fatto la ladrata. Come da veneziano, Dean Ambrose, una settimana prima di SummerSlam, con arbitro speciale Chris Jericho, rivale di veneziano nell'ultimo pay-per-view e nell'ultima fight a cumendiana. Incredibile. Fra una settimana, SummerSlam, match per il titolo degli Stati Uniti, Cumendone, Ambrose, e guardate cosa ha combinato lo stronzo. Incredibile. Vai Cumendone, il Cumendone c'è, il Cumendone ha una chance incredibile a SummerSlam. Questo è un match di preparazione. Aia, Ambrose è scatenato qua però. Però il Cumendone si è comportato molto bene. Ha vinto la prima con Ambrose e poi ha vinto con Foley e poi ha fatto perdere Ambrose, quindi proprio un devastante, un veneziano devastantoso. Proprio. Vai Cume. Il Cumendone si diverte con queste mosse.
Intanto sono le prese, purtroppo il mio punto debole, cazzo, me le para sempre, ma contro mossa come Indiana. Vai come vai, vai. Ancora Ambrose, pazzesco il piccolo Ambrose. Ancora Ambrose. Stavolta non l'ho parata però. Ancora troppo tardi, scatenato Dean Ambrose. Aia, eccola là. Contromossa come Indiana, contromossa come Indiana. Ma ancora contromossa di Ambrose, ancora contromossa come Indiana. Speriamo che Jericho non deve fare scherzi, Vai come. Bravo come. E ancora. Ah, qua sbaglia il Kume. Qua il Kume sbaglia purtroppo. A cagare Ambrose, mamma mia Ambrose. Sta giocando bene, sta lottando veramente bene in sto match. Niente ragazzi, il comandante non può fare più niente. Contro mossa finalmente. Aia, brutto colpo. Fioi sveglia, Fioi sveglia. Niente, Ambrose scatenato ragazzi. Il comandante non c'è in questo match, E qua Ambrose fa il pazzo. Vai come, vai come. Puff. Vai vai Ambrose. Niente, ancora Ambrose. No, invece il comandone ce la fa questa volta. Niente da fare, niente da fare. Ai ai ai. Il Kume è finito, il Kume è finito, il Kume è finito. Merda, merda, merda. Attenzione, attenzione, eccola qua. Qua è durissima adesso, qua è durissima. Si salva il Kume per determinazione. Che contromossa, che contromossa. E il Kume adesso può tentare un miracolo. Dai, 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 teniamolo, 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 almeno teniamolo. Attenzione Jericho, Jericho non sta aiutando nessuno per il momento. Grande Jericho, grande Jericho, grande Jericho. Ok, il corpo di Ambrose però è preso male. Il Kume esce dal ring, bravo Kume. Bravo Kume. Niente da fare ragazzi. Ambrose ancora, Ambrose. Grande il comandante è veramente al limite. Il Kume è al limite, il Kume è al limite. Qua Ambrose ragazzi. Doppio numero ambrosiano. E va fan zoom. Zoom. Ma va. Aia. Eccola. Basta, è andata. È vero che ho anch'io una mossa finale, però. Mamma mia, il comandante non c'è più ragazzi. Il comandante non c'è più. Non una bella gara prima di SummerSlam. Non ci voleva sta qua. Prova le 5. Prova le 5. E5. E5. E5 bestiale. Vediamo se come fa un terzo miracolo. 1 2. Bastardo Jericho. Bastardo Jericho. Bastardo Jericho che è contatto lentissimo. Non ci credo. Non ci credo Jericho maledetto. Jericho maledetto. Era vinta, non ci credo Jericho maledetto. Jericho maledetto. E maledetto anche McMahon. Pazzesco, pazzesco. E adesso per il Kume una botta al cuore, cazzo. Ai ai ai, ai ai ai. Il Kume rischia, 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 ma si salva. Mossa speciale, non c'è più il Kume. Ma ci ha messo lo zampino a Jericho. Aia. Brutta questa, bellissima mossa di Ambrose. È finita ragazzi, è finita. Va, Jericho va velocissimo, vai a fare in culo. Vaffanculo. Ha vinto Ambrose ragazzi. Sicuramente non è una cosa positiva una settimana da SummerSlam. Eccolo qua, Jericho festeggia con Ambrose. Ma Ambrose si incazza anche con Jericho perché è solo lui il campione. È solo Ambrose secondo lui.
È solo Ambrose, incredibile ragazzi, a SummerSlam si aspetta un pay per view incredibile. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.